E siamo all'ultima serie della 4x400, mentre abbiamo anche il risultato che poi daremo della 4x400 femminile ufficiale, e ultima serie con in corsia 1 la formazione del Vittorio Alfieri di Asti, in 2 Master Atletica di Vicenza, in 3 Fratellanza Modena, in 4 Amatori Rimini, in 5 Athlon Bastia, in 6 Karate Brianza, in 7 Biotecna Marcon e in corsia 8 Roma Atletica. Lo sparo è l'ultimo sparo della giornata, quello che dà il via all'ultima gara, terminata anche la gara del giavellotto, quindi tra poco avremo le premiazioni di società. Karate Brianza che si mette in luce in questa prima frazione, la formazione dei Daini di Karate Brianza con Tiziano Crippa in corsia 6, Master Atletica che sta risalendo in corsia 1 con Luca Fabris, mentre in 5 c'è la formazione dell'Athlon Bastia, quindi Karate Brianza, Athlon Bastia e Master Atletica nell'ordine in questa prima frazione. Cambiano praticamente in contemporanea queste 3 formazioni. Master Atletica che ora si porta al comando. Master Atletica si è presentata con un tempo di accredito di 3,40 che è piuttosto considerevole nella categoria Master, e ora è al comando. Master Atletica con Massimiliano Cattani ha preso il comando delle operazioni. Amatori Rimini mi sembra di vedere in seconda posizione. Master Atletica, Amatori Rimini e poi ancora Karate Brianza. Master Atletica e spalla a spalla Karate Brianza e Amatori Rimini, con la rimonta anche per Athlon Bastia. Master Atletica che ora ha in campo Francesco Palma che sta aumentando il suo vantaggio. Con Karate Brianza che ora e Amatori Rimini che ora vengono attaccati da Athlon Bastia, e questo porta i concorrenti a farsi sotto anche per quanto riguarda la prima posizione. Master Atletica sempre al comando, al secondo posto Fratellanza 1874, poi Athlon Bastia, poi con numero 9 vediamo Daini di Karate Brianza, ma Master Atletica sempre al comando. Ultimo cambio, ultima frazione. Master Atletica e Fratellanza Modena, con Athlon Bastia che sta tentando di andare a rompere i piani delle prime 2. Athlon Bastia, grande finale con Ivan Mancinelli. C'è il quarto frazionista Simone Zarantonello della Master Atletica che sta tentando di contenere il ritorno di un arrembante Ivan Mancinelli della Bastia. Master Atletica che ha preso il via con progressione e con giudizio, vorrei dire anche, ma attenzione che c'è ancora il tentativo di ritorno di Mancinelli, vince d'un soffio Master Atletica in 3:42,98 davanti a Bastia, poi Fratellanza, poi Karate Brianza, Amatori Rimini e Biotecna Marcon. Arrivano anche i ragazzi della Roma Atletica davanti a Vittorio Alfieri Asti, e con questo arrivo si vanno a concludere le ostilità, e dico sempre tra virgolette ostilità perché lo spirito non è quello che abbiamo descritto con le interviste e con i discorsi che abbiamo fatto in precedenza, quindi si vanno a concludere le gare. Tra pochissimo avremo le classifiche.
Secondo me adesso mandiamo uno spot pubblicitario e poi ritorniamo qui con le premiazioni e eventualmente con le premiazioni delle ultime gare e anche con le premiazioni di società. E quello che stiamo vedendo è la premiazione della gara del getto del peso maschile, che vede al terzo posto Antonio Maino della Virtus Castenedolo, che conquista quindi 98 punti in palio, al secondo Carlo Muletti della Athlon Bastia con 11-15, 99 punti, e i 100 punti vengono conquistati per la Quercia Trentin-Grana da Luciano Occhialini della Quercia Trentin-Grana, che ha lanciato a 12,45. E questa era la premiazione della gara del getto del peso. Avremo adesso ancora diverse premiazioni, perché ci sarà quella del giallotto femminile e poi ancora le staffette 4x400 maschili e femminili. Tra l'altro era arrivata la classifica della 4x400 femminile, vediamo se riesco a trovarla. (4x400 femminile che ha concluso il programma delle gare e che andrà a completare il punteggio di classifica delle società femminili. Presumo che arriverà per prima la classifica femminile, in quanto abbiamo, ecco le prestazioni. I 100 punti della classifica femminile vengono conquistati dalla formazione dell'Asso Giglio Rosso Firenze davanti a Insieme nel Food Verona 99 punti, e poi Roma Atletica 4,37,57 conquistano la terza posizione a pari merito con Trieste Atletica 97 punti,5 per le due formazioni. Ora la tribuna è affollata perché siamo in attesa di conoscere i risultati ufficiali e le classifiche ufficiali del campionato di società, quello che sta assegnando, che andrà ad assegnare i titoli di campioni italiani alle società. Campioni italiani della categoria Master, quindi che potranno poi fregiarsi dello scudetto di campioni italiani per la prossima stagione. Ricordavo prima con Alessandro Talotti che in questo finale di stagione già si sono disputati praticamente quasi tutti i campionati italiani individuali, rimangono solo quelli della categoria cadetti e quindi rimangono da assegnare gli scudetti di squadra categoria cadetti, che si disputerà alla finale ai primi di ottobre, mentre vediamo che stanno entrando le concorrenti della 4x400, le prime 3 formazioni che abbiamo poco fa nominato.
ed ecco il podio delle 4x400, terzo posto per Roma Atletica con Anna Micheletti, Patrizia Buracchia, Sonia Trombetta, Lucilla Fiori, secondo posto per Insieme New Food Verona con Mirella Giusti, Fioretta Nadali, Daniela Faraone e Licia Dall'Agnola. In prima posizione la formazione dell'Asse Giglio Rosso con Giusila Cava, Lucia Samuelli, Daniela Aldrovandi e Gianna Lanzini, che conquistano quindi la medaglia d'oro in questa finale nazionale della 4x400 femminile. Premiazione effettuata dal consigliere Alessandro Talotti, che abbiamo poco fa sentito in diretta. Alessandro Talotti, un saltatore che non si può ancora considerare ex, perché lui dice che dopo essere stato operato al tendine rotuleo sembra aver recuperato, è riuscito a saltare intorno ai 2,10 in qualche garetta in questo finale di stagione, quindi spera di poter rientrare in piena funzione almeno ancora per il prossimo anno, prima di magari di entrare a pieno regime nell'attività dirigenziale, visto che già lui in quota atleti è dentro al Consiglio nazionale della FIDAL come consigliere nazionale. Questo è il podio della 4x400 che ha concluso le manifestazioni, ma rimane ancora una premiazione delle donne, la premiazione del giavellotto della quale non è ancora arrivato il risultato ufficiale. E siamo sempre in attesa delle classifiche finali, quelle che ci diranno la società in cui verrà proclamata la società campione d'Italia per il 2014 della categoria master maschile e femminile. Qui è arrivata una classifica che però deve essere ancora considerata con beneficio di inventario, perché vediamo se poi sarà quella. Intanto intendiamo effettuare le premiazioni
Paolo Bonetti al picco, Paolo Bonetti è appeso al picco. Rifacciamo la premiazione del getto del peso. Facendo atleti e da anni, in questi ultimi anni, sta organizzando grandi manifestazioni e mi pare che ci sia una variazione per quanto riguarda la classifica del peso. Occhialini rimane il vincitore di questa gara per quanto riguarda il getto del peso. Poi Maino della Virtus Castenedola.
Ecco, questa è la correzione per quanto riguarda la gara del getto del peso. Gara del getto del peso, spirito di grande fraternità sul podio fra i protagonisti di questa gara. E Vito Vittorio Tanto vediamo sfilare i giovani, i volontari dell'Atletica Jesolo Turismo, giovani atleti, e dietro a loro, eccolo, lo vediamo sorridente, Walter Colbacchini, che è l'anima di questa società, insieme alla compagna Mariella Ferrarese, due insegnanti di educazione fisica che ora sono in pensione, che hanno passato una vita a tirar su atleti, a curare atleti, soprattutto nelle gare di corsa, ma ora anche in altre specialità, e che, mi diceva giustamente Walter Colbacchini, adesso è orgoglioso, ora possono usare anche questo stadio che non sono riusciti mai ad utilizzare per gli allenamenti. Ecco i giovani dell'Atletica Jesolo Turismo che ci salutano dopo aver fornito la loro collaborazione gratuita e disinteressata e entusiastica per questi 2 giorni di gare e per questo campionato di società della categoria Master. Abbiamo sempre inquadrato il podio che è in attesa di accogliere gli ultimi premiati, ma anche poi le società che andranno a ricevere il trofeo che deciderà, a cui verrà assegnato, verrà allegato anche il titolo di campioni italiani con lo scudetto. Clima di attesa sulle tribune per i protagonisti di questa 2 giorni di gare.
ho capito, ma quanto c'è da aspettare? Perché c'è il vuoto adesso. Sì, ma non possiamo stare qui con l'immagine. Sì, volevano capire quanto c'è da aspettare, perché tenere in piedi la trasmissione su niente è difficile. Sì, ma adesso non c'è niente. Vabbè, ok. Simone con Ultimo appello per la premiazione del giavellotto donne. Cerimonia di premiazione del lancio del giavellotto donne. L'assessore al turismo Donatella. Lo vediamo che sta andando al centro del campo la premiazione della gara di lancio del giavellotto Master Donne, terzo posto che conquista quindi 98 punti con 25,86 per la Virtus Castenedolo Paola Rosati. Al secondo posto Ingeborg Zorzi della Sport Club Merano, che quindi conquista anche una medaglia d'argento dopo quella d'oro nell'alto, quindi 99 punti per lei, e la vittoria va ad Angela Frattini dell'Atletica Santa Monica di Misano Adriatico. Vediamo le tre che si stanno abbracciando sulla pedana, sul podio. 25-65, 100 punti per l'atleta della Santa Monica di Misano Adriatico. Questa era la premiazione del giavellotto femminile. Tra poco presumo avremo anche quella della 4x400 maschile e poi contiamo di dare le classifiche finali e quindi arrivare alla proclamazione della squadra campione d'Italia maschile e femminile.
e la premiazione del 4x400 con i Daini di Karate Brianza in terza posizione, poi la formazione della Biotecna Marcon in seconda posizione. E il consigliere nazionale Alessandro Talotti. E vince la classifica della 4x400 da Olimpia Amatori Rimini, che è una delle società che sono in ballo, diciamo così, per la conquista del titolo di campioni italiani. E adesso speriamo di avere in tempi brevi le classifiche finali, perché mi sembra che ci sia stato un ricorso per quanto riguarda una squalifica. Questa è l'ultima premiazione individuale con le prime tre formazioni della 4x400 maschili. Quindi si prepara per le condizioni di 200 metri di uomini, Rudolf Frey, Rosario Mauri, Walter Copper. Prossima cerimonia di premiazione di 200 metri uomini. E poi sono perso, devo restare tutte probabilità, sono le premiazioni delle società. Ho risultato ben così come data la cronaca online. Adesso dov'è che la mano comunque, concludiamo insieme questa manifestazione. Intanto premiazione dei 200 metri uomini. Rudolf Frey, Rosario Mauri, terzo e secondo nei 200.
e Walter Koffer della Virtus Castenedolo che si aggiudica i metri 200, premiazione che era stata momentaneamente sospesa proprio perché c'era un ricorso da parte di una società, quindi è stata effettuata solo ora, ed ora spero che, essendo stata ufficializzata questa classifica, si possa in tempi brevissimi arrivare alla stesura della classifica. è arrivata la classifica femminile. Adesso ci prepariamo dalla sesta classificata in poi, mi accompagneranno l'assessore al turismo Donatella, Donatello, adesso è tutto giusto, l'assessore allo sport Valiante. Cominciamo con l'assessore al turismo. Signore e signori, si va con la lettura della classifica finale femminile. Al sesto posto con 1209 punti,5 l'Atletica Santa Monica Misano. Quinta la formazione con 1211 punti,5 Trieste Atletica.
Al quinto posto Trieste Atletica, ecco le concorrenti in maglia gialla. 1211,5 punti. Al quinto posto quindi dell'assessore allo sport del comune di Jesolo, che sta Valiante, che sta effettuando le premiazioni, consegna la coppa alla capitana. Al quarto posto cerchiamo di andare in combin con 1230 punti. Al quarto posto c'è l'Atletica Virtus Castenedolo. Eccole le ragazze della Virtus Castenedolo, che sono contente del loro quarto posto. Siamo pur sempre a una finale di un campionato italiano, un quarto posto non è da disprezzare. Virtus Castenedolo al quarto posto con 1230,5. E andiamo al terzo gradino del podio con 1252,5 punti. La Südtirol Team Club. Südtirol Team Club, eccole le ragazze di Bolzano che si stanno portando verso il podio. Terzo posto per loro, 1252,5 punti, corrispondente alla somma dei 13 punteggi. Poi andiamo al seconda posizione. Al secondo posto con 1255 punti Assi Giglio Rosso Firenze. Assi Giglio Rosso, eccole le ragazze di Firenze che gioiscono, ma un po' sono rammaricate perché lo scudetto va alle prime, quindi le seconde sono ovviamente è sempre un grande risultato ed è giusto gioire. Eccole le ragazze dell'Assi Giglio Rosso. E andiamo alla proclamazione della società campione d'Italia. Campione d'Italia 2014 con 1265 punti, Roma Atletica. Di Roma Atletica, eccole le romane che stanno salendo sul podio per ricevere il titolo. Fanno anche la passerella con le avversarie che si congratulano con loro per ricevere la Coppa del campionato italiano e per potersi fregiare poi del titolo di campionessa italiana e dello scudetto di campionessa italiana. E questo è il podio con le prime 6 società femminili. Ora siamo in attesa dell'arrivo delle classifiche maschili che non dovrebbero tardare ad arrivare. C'è qualche ricorso perché si sa l'agonismo è tale che fa sì che ci possano essere anche qualche ricorso a seguito di decisioni arbitrali. Aspettiamo che si liberi la zona del podio e vediamo se sono arrivate le classifiche maschili.
Allora siamo in possesso delle classifiche maschili. Cominciamo, come abbiamo fatto in precedenza, a leggere la classifica totale. 24esimo posto per Este Valbona, 24esimo Trieste Atletica, 22esimo Ansicora Cagliari, 21esimo Asse Gigliorosso Firenze, 20esimo Sef Macerata, 19esima Vittorio Alfieri di Asti, 18esima Giovanni Scavo 2000, 17esima Atletica Pistoia, 16esima Dilettantistica Puntese di Catania, 15esima Cus Palermo, 14esima Sport Club Meran, 13esima Runners Club Milano, 12esima Roma Atletica, 11esima Quercia Trentin-Grana, 10ª Sud Tirol Team Club, 9° posto per Atletica Ambrosiana, 8° posto per l'Athlon Bastia, 7° posto per Daini Karate Brianza. E adesso attenzione perché verranno chiamate, quindi chiameremo le prime 6 società, a cominciare dalla sesta, con quindi per arrivare poi quindi Karate Brianza ha ottenuto 1190 punti,5 ed è in 7ª posizione. Al 6° posto della classifica maschile con 1205,5 la Fratellanza 1874 di Modena. 6° posto per gli emiliani della Fratellanza, che gioiscono moderatamente. (1205,5 punti per la formazione emiliana). Al 5° posto con punti 1210,5 la formazione veneziana della Tortellini Voltan Martellago. Tortellini Voltan Martellago che hanno confermato, anzi forse hanno un po' peggiorato la classifica, erano quarti forse dopo la fase. Erano quarti dopo la fase regionale, ora hanno conquistato la 5ª posizione. Diciamo che le posizioni si sono invertite tra società veneziane, perché adesso vedremo salire sul 4° gradino ipotetico del podio un'altra formazione veneziana che con 1228 punti,5 al quarto posto, dicevo, con 1228,5 Biotecna Marcon. Biotecna Marcon, eccoli. Quarto gradino del podio, quindi migliorano di una posizione gli amici della Biotecna Marcon. E andiamo sul podio ora, quello classico, quello con i 3 gradini. Podio che vede ancora il Veneto al 3° gradino del podio con 1238 punti, Master Atletica di Vicenza. Master Atletica di Vicenza, che era per la verità il comando della classifica dopo la fase regionale, però insomma confermano tutto il loro valore. 3° posto per la società vicentina. Risultato apprezzabile. Master Atletica
festeggia sul podio la terza posizione. Andiamo ora sul secondo gradino del podio con 1268 punti. 68 punti, i bresciani del Virtus Castelledolo. Eccoli, seconda posizione, una lanciata di voti, di punti. Dal piccolo salgono sul podio e accompagnati dalle loro ragazze pompone. Che meraviglia, che meraviglia! Una grande! E adesso signori, la squadra campione d'Italia con 1275 punti,5 sono campioni d'Italia 2014 l'Olimpia Amatori Rimini. Podio per raccogliere il trofeo della vittoria e potersi poi fregiare del scudetto di campione d'Italia. Amatori Rimini in prima posizione in questo campionato di società master e con questa immagine del podio e dei festeggiamenti degli atleti romagnoli che stanno festeggiando la conquista del titolo di campione d'Italia, chiudiamo questa trasmissione, vi ringraziamo per la vostra attenzione e l'appuntamento per eventuali altre manifestazioni che Zona Atletica vorrà e se il comitato regionale vorrà proporre per le prossime manifestazioni. Non si sa ancora bene cosa ci sia in programma, però sappiamo che nel proseguo della stagione ci sarà tutta la stagione invernale della indoor, quindi avremo grandi manifestazioni ancora nel Veneto. Con queste immagini vi salutiamo e vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Da Beppe Zuin, arrivederci, e da tutto lo staff di Zona Atletica.